Ciao tifosi del Napoli! La nostra squadra sta sempre cercando di migliorarsi per ottenere risultati sempre migliori. Oggi abbiamo una notizia esclusiva che potrebbe scuotere il mercato dei trasferimenti. Prima di entrare nei dettagli, vi chiedo di lasciare un like al video e di iscrivervi al nostro canale per non perdere nessuna novità. Andiamo dritti al punto, preparatevi per una bomba sensazionale. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Paris Saint-Germain e il Chelsea sono pronti a fare follie per assicurarsi i nostri gioielli, Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia. Il PSG avrebbe messo sul tavolo oltre 200 milioni di euro per portare i due talenti sotto la Torre Eiffel. In dettaglio, c'è una clausola di 130 milioni di euro per Osimhen, che il PSG è pronto a pagare, mentre per Kvaratskhelia sarebbero disposti a offrire fino a 100 milioni di euro. Un'offerta complessiva che potrebbe rivoluzionare il nostro attacco. Non è solo il PSG a mostrare interesse. Anche il Chelsea è in fila per assicurarsi i servizi di Osimhen e Kvaratskhelia. Questa competizione tra due dei club più ricchi d'Europa potrebbe far lievitare ulteriormente il prezzo, rendendo la decisione di Aurelio De Laurentiis ancora più cruciale per il futuro del Napoli. Ma le sorprese non finiscono qui. Anche Giovanni Di Lorenzo, il nostro capitano e pilastro della difesa, è nel mirino di diversi club. Sky Sport garantisce che ci sono squadre pronte a fare offerte importanti per lui. Di Lorenzo ha dimostrato di essere un leader dentro e fuori dal campo, e la sua possibile partenza potrebbe avere un grande impatto sulla nostra squadra. Tifosi del Napoli, cosa ne pensate di queste potenziali cessioni? Sareste disposti a vedere Osimhen, Kvaratskhelia e Di Lorenzo partire se le offerte fossero così alte? Lasciate le vostre opinioni nei commenti, vogliamo sapere cosa ne pensate. Non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati sulle novità del nostro amato club. Restate sintonizzati, perché nelle prossime settimane avremo ancora più notizie sul futuro del Napoli. Forza Napoli sempre!